La 22esima giornata del campionato Under 16 Elite Girone B vede la Romulea quarta in classifica non andare oltre il pari contro un buon Certosa che strappa un punto fondamentale per il proprio percorso. Partita che vede i padroni di casa creare molto ma finalizzare poco. Alla rete di Barchese risponde allora il capolavoro di Morganti, il finale è di 1-1. Parte subito forte la formazione in maglia bianca con Di Santo che approfitta del sonno dei centrali del Certosa e serve Criscuolo, miracoloso Fedeli che devia e permette la spazzata. Dopo solo 20 minuti arriva già la prima espulsione, a dover abbandonare il rettangolo verde è il mister del Certosa Liberti, proteste troppo plateali. I neroverdi, rimasti senza guida, subiscono anche il gol dello svantaggio, disastro difensivo del reparto del Certosa che al 24esimo si dimentica totalmente di un Barchesi tutto solo nell'area piccola, sfonda la porta il numero 9 che può festeggiare il gol dell'1-0. Poche azioni dopo ci riprova allora la Romulea con questo lungo cross che è deviato di testa da Criscuolo, conclusione che sfila di un soffio al lato del palo lontano. Verso la fine del primo tempo arriva un'altra colossale occasione per la Romulea con il numero 3 Finocchi che compie un vero e proprio miracolo e salva il Certosa dal duplice svantaggio. Sugli sviluppi si lamentano i padroni di casa per un contatto giudicato regolare dal direttore di gara. Nella ripresa scende bene in campo il Certosa, ma la prima occasione è ancora per la Romulea. Leone si libera e lancia splendidamente Criscuolo. Ancora una volta però è poco lucido il 21 che di sinistro non punisce. A pareggiare i conti e a fare 1-1 per un Certosa fino a quel momento mai pericoloso è Morganti con una punizione pazzesca. Siluro da 30 metri che spacca la traversa e rimbalza in porta. Eurogol che fa impazzire i tifosi neroverdi. Poche azioni dopo, Olivieri cerca allora di imitare il compagno con un tiro che dal nulla è diretto all'incrocio. Attento Bertini che blocca a due mani. Passano i minuti e allora la Romulea si riversa nella metà campo avversaria. A provarci al 35esimo è Lopardo che però di sinistro è poco preciso nel tiro a giro. Resiste il Certosa che può anche partire in contropiede. Olivieri illumina bene per Raman, il quale resiste a un primo intervento ma non completa l'opera. Occasionissima sprecata dal numero 15. Nella disperazione si affida allora ai lanci lunghi la Romulea, al 45esimo proprio su uno di questi riceve palla Lopardo. Il cross perfetto per Criscuolo è sprecato dal 21 che in spaccata manca la porta. È una partita frustrante per la Romulea che nel finale rimane anche in 10, troppo aggressivo Lopardo nel protestare per questa battuta veloce annullata dall'arbitro. La partita di fatto si chiude qua, il triplice fischio rende storia all'1-1 finale. Litigi nel post gara in campo e sugli spalti, ma dopo qualche minuto torna la calma al campo Roma.